Ci troviamo in una delle zone più speciali, particolari ed uniche della regione Veneto. Siamo alle Foci del Po, proprio nel cuore del Polesine. Sappiamo che oggigiorno questa è diventata ormai una zona molto ricercata per gli amanti della natura, per gli amanti dei percorsi fluviali. E il motivo per cui ci troviamo qui è un'occasione davvero speciale, la celebrazione della 4ª giornata dei Veneti nel mondo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta partendo da Portoviro. Venite! Assessore Stival, 4ª edizione della giornata dei Veneti nel mondo, quindi una celebrazione importante, una sintesi per andare a coronare proprio quello che è una grande identità veneta, l'emigrante. Ma è un appuntamento fisso voluto dalla Regione del Veneto attraverso la legge per i Veneti nel mondo e quindi è un momento particolare che noi vogliamo celebrare ogni anno. Quest'anno appunto è la 4ª edizione, è la sintesi del lavoro che viene fatto durante tutta un'annualità. Durante l'anno tocchiamo le varie province e poi ad agosto vogliamo che tutti i Veneti si trovino insieme, si ritrovino per parlare di ciò che è stato il passato, ma anche e soprattutto per parlare di futuro e quindi di programmare quello che è il futuro. I Veneti sono andati in giro per il mondo a lavorare, per far crescere la propria famiglia, per guadagnarsi il pane. Ecco, lei Assessore ha sempre sottolineato come sia importante premiare e dare importanza a questi veneti che insomma hanno sacrificato molto nel lasciare questa regione per andare incontro a situazioni non facili, quindi valorizzarli, cosa che magari in passato non si è proprio fatto. Ma infatti guardate, anche nel Polesine 130 anni quest'anno è l'inizio di una grande emigrazione che c'è stata dei nostri popoli veneti e sono andati in giro per il mondo perché qui non c'era lavoro, in cerca di fortuna di lavoro per la propria famiglia e quindi va dato rispetto a questi veneti che sono dovuti andare a cercare fortuna in altri paesi e quindi quando tornano da noi devono sentirsi veneti come lo sono stati quando sono andati via e come lo devono essere anche adesso, per cui la validità di questa festa dei Veneti nel mondo ha anche quell'obiettivo importante di far sentire i nostri veneti che ci sono in giro per il mondo sempre a casa loro, perché il Veneto è la loro patria e la loro casa. Sindaco Gennari, insomma un bel evento, 130 anni di una grande immigrazione e a celebrare proprio ricordo di questo è stata scelta la città di Portoviro, un orgoglio ma anche un impegno. Vista l'importanza di questo appuntamento e il significato che collegano appunto l'immigrazione di 130 anni fa, credo che i sacrifici organizzativi che abbiamo fatto siano ampiamente ripagati e quindi io sono soddisfattissimo del risultato di questa manifestazione e ringrazio la Regione Veneto che ha avuto la fiducia nell'offrirci la responsabilità ma anche l'onore di organizzare questo impegnativo evento. La scelta proprio di questo territorio è anche per dare una mano a far capire che il Veneto in effetti si estende con le sue bellezze un po' dappertutto e anche in questa zona così meno conosciuta. Beh, sicuramente
Ci sono molti significati circa la scelta delle città sulle quali organizzare questo tipo di eventi, questo è il quarto, e quindi è un motivo sicuramente di promozione del territorio. Noi vogliamo non solo creare, come dire, un clima così di amicizia, di sentimenti, di ricordi, ma anche un'occasione per la promozione del nostro territorio, delle nostre specificità, e quindi anche per questa ragione è una giornata da incorniciare. Sindaco, i miei complimenti personali per tutta l'organizzazione, però noi prima di andare a visitare il Delta del Po andiamo a far capolino anche ad una mostra fotografica importantissima. Si è voluto fare un omaggio alla donna veneta attraverso una mostra fotografica e le protagoniste di questa mostra sono qui accanto a me. Nezza, il ruolo della donna immigrante nel mondo e l'importanza che il ruolo della donna ha avuto proprio come immigrante. La donna ha avuto una grande importanza perché era sempre al lato dell'uomo, no? Si dice dietro l'uomo. Ha aiutato tanto a fare tutto lo sviluppo, principalmente delle nostre parti, perché è andato con l'uomo ma faceva 2 volte il suo lavoro. Faceva il lavoro a casa e il lavoro insieme all'uomo. Allora questo è importante, è un omaggio a tutto questo grande sacrificio che hanno fatto queste donne immigranti. Possiamo dire, Nezza, che in effetti è merito delle donne se si è conservato anche all'estero una grande tradizione del Veneto? Sì, la donna si è portato avanti tutta questa far veneto, diciamo così, la lingua, la religiosità, la fede, il lavoro, i cibi, la maniera di fare, come ancora portano avanti questa storia. Delle nostre parti siamo ancora nel Veneto di 130 anni fa. Abbiamo qui Silvia Tonon che di fotografie ne ha fatte tante. Io volevo chiedere a Silvia le sensazioni e i ricordi che hai avuto nell'andare a fare delle fotografie che ritraggono principalmente una donna veneta laboriosa, molto seria e molto diciamo, impegnata a mantenere anche la cultura veneta all'estero. È bellissimo, le donne restano moltissimo felici con questa mostra, anche a loro le ha dimostrato isso, per me è meraviglioso, sì, semplicemente meraviglioso. Un'altra associazione che non poteva mancare a una giornata così importante è quella dell'Associazione Veneti nel Mondo Onlus. Siamo con l'avvocato Aldo Rozzi Marin che è il presidente, ma spieghiamo di che associazione parliamo. L'Associazione Veneti nel Mondo, quasi 15 anni di esistenza, siamo un'associazione riconosciuta dalla Regione Veneto e ovviamente è una giornata di festa, di gioia come oggi, dove la Regione Veneto ricorda la nostra emigrazione, non potevamo mancare. A testimoniare la nostra identità in Veneto e all'estero sono presenti non solo i nostri soci, ma anche sono venuti dal Perù, sono venuti dal Brasile, sono venuti dal Cile e questo ci fa un grande piacere perché una giornata felice come questa non potevano mancare. Ma quali sono le attività principali che voi svolgete durante la vostra attività? Ci occupiamo delle nuove generazioni all'estero, quelli di terza ma anche quarta, quinta generazione, soprattutto quelli del sud del Brasile, occupandoci di progetti di cooperazione imprenditoriale tra le nostre imprese e quelli di origine veneta all'estero, quelli di carattere culturale, quelli di formazione, ma anche di supporto alle amministrazioni locali che vogliono fare dei gemellaggi, un'assistenza, una preoccupazione a 360 gradi. Veneti nel mondo. Mantovan Virginio, tu sei il vice sindaco di Portoviro e bisogna riconoscere che questa zona ha avuto anche l'intuito di trasformarsi in zona turistica perché qui si ritrovano delle peculiarità particolari, infatti il Delta del Po ha tracciato dei percorsi unici e straordinari. Con la visitazione in barca del Delta si può intuire con facilità quello che può dare questo tipo di territorio. Un territorio che ha un'espressione turistica di visitazione ambientale, ha la possibilità di trovare flora e fauna particolari, riconosciuti a livello europeo, tanto che proprio anche il nostro piano d'area è stato riconosciuto e ha avuto un riconoscimento importante a livello europeo.
Sandro Vidal, tu sei una guida naturalistica di questa parte del Veneto e credo sia un orgoglio anche poterla mostrare in occasione della 4ª edizione della Giornata dei Veneti a tutti i nostri conterranei che tornano proprio qui in questa regione. Lo è sicuramente, il Delta del Po è a tutti gli effetti uno degli angoli più belli del Veneto. Da un punto di vista naturalistico non ha eguali se non magari nelle Dolomiti, ma anche se poi è una regione ricca anche in questo senso, ma è l'unico fiume che è il più grande fiume italiano, è l'unico che in Italia sfocia a delta e che crea un paesaggio decisamente fantastico. Un paesaggio fatto insomma di terra e di acqua che incanta veramente i visitatori e da parte nostra è veramente un orgoglio accompagnare questi veneti che arrivano da ogni parte del mondo, vengono qui, ritornano in Veneto, è un orgoglio veramente accompagnarli in questa terra. Spiegami anche per un turista normale che viene e sceglie di passare una giornata in barca, che peculiarità va a trovare che non trova in altri posti? È una terra che va visitata lentamente come noi oggi ci stiamo muovendo e questa è una cosa che tu puoi fare tranquillamente o girando in barca o girando in bicicletta a veramente centinaia e centinaia di chilometri di percorsi ciclabili che sono tutti sugli argini del fiume, delle lagune, delle valli, veramente un incanto. Immagino che qui la terra abbia una sua storia del tutto particolare. Questo è un territorio costruito dal fiume e che l'uomo pian piano ha modellato. Noi navighiamo su un tratto del Po che è stato costruito, è stato scavato dai veneziani. La Repubblica di Venezia tra il 1600 e il 1604 crea questo nuovo corso del fiume perché temeva che i detriti che il Po portava li portasse troppo vicino a Venezia e quindi che la interrasse. E allora Venezia, temendo questo, devia il corso del fiume e fa nascere questo delta del Po, perché questo è veramente un paesaggio che l'uomo ha contribuito in maniera straordinaria a far nascere. E sono ambienti che l'uomo usa per fini economici, sicuramente per allevare colze vongole, per allevare il pesce, ma sono degli ambienti straordinari da un punto di vista naturalistico perché hanno una tale ricchezza di biodiversità da renderli unici al mondo. Marilinda Scarpa, tu ormai sei una dirigente che da tempo tratta proprio questo argomento dei flussi migratori e chi meglio di te poteva anche riassumere queste 2 giornate di questa edizione speciale proprio dei Veneti nel mondo. Sì, la celebrazione dei Veneti nel mondo, della giornata dei Veneti nel mondo è un momento fondamentale per il ricordo dell'emigrazione veneta, tant'è che la Regione Veneto ha voluto proprio fissarlo in una legge regionale come appuntamento annuale da tenersi imprescindibilmente. Quest'anno è stato tenuto a Portoviro proprio perché la Consulta regionale dei Veneti nel mondo ha voluto premiare in qualche modo il territorio di Rovigo, primo con la consulta e poi con la giornata dei Veneti nel mondo. Sono state 2 giornate particolarmente importanti ed intense in cui si sono susseguiti momenti culturali con l'inaugurazione di una serie di mostre importanti dedicate alla storia dell'emigrazione, momenti storici di ricostruzione storica, abbiamo visto gli sbandieratori, la sfilata delle contrade, c'è stato il palio delle contrade e abbiamo avuto anche un momento doloroso e toccante perché abbiamo avuto modo di rivedere attraverso un documentario quel doloroso momento che ha segnato la vita del Polesine perché è stato quello che ha dato il via a quella fortissima immigrazione e questo volevo ricordare è stato un elemento che abbiamo voluto proprio toccare non solo per questa valenza ma anche perché purtroppo nel 2010 il Veneto è stato toccato da questa alluvione che tutti ormai sappiamo e conosciamo. C'è stato anche un momento di tipo naturalistico in cui si è voluto proprio sottolineare questa bellezza del Delta del Po proprio per portarla anche a conoscenza dei nostri veneti nel mondo perché è un gioiellino che non tutti conoscono e che è giusto che sia conosciuto.